Buongiorno, benvenuti al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Notizia di oggi è che torna, vedremo se sarà quotidianamente, ma a questo punto presumiamo di sì, la conferenza stampa del presidente della regione Luca Zaia, che alle 12:30 sarà in diretta qui su Rete Veneta dalla sede della Protezione Civile a Marghera, per fare il punto sulla situazione dell'emergenza coronavirus. Questo vuol dire che i dati che di solito possiamo darvi durante questa fascia della nostra informazione li fornirà direttamente Luca Zaia durante la conferenza stampa, il punto quotidiano che noi mostreremo in diretta qui su Rete Veneta, sulla pagina Facebook della nostra emittente e anche sul sito reteveneta.it, dove è possibile vedere tutto lo streaming di quello che succede, quindi tutte le dirette, i video, i TG, ma anche le altre produzioni della nostra televisione e anche sulla pagina Facebook, dicevamo, quindi potete vedere tutto, potete vedere anche i servizi degli ultimi giorni, degli ultimi mesi, su quanto abbiamo mandato in onda nei nostri telegiornali. Questo era la nota di servizio, quindi fra mezz'ora circa il governatore qui in diretta. Allora, aspettiamo probabilmente, vediamo, un ospite che abbiamo annunciato anche, dicevamo, sulla pagina Facebook, vedremo se farà in tempo ad arrivare qui. Commentiamo con gli ospiti i fatti del giorno. Chiedo nel frattempo alla regia se abbiamo per caso notizie via Skype da qualcuna delle nostre redazioni, che in questo momento ci è impossibile vedere dallo studio, ma penso di no. Quindi, allora andiamo con ordine. Iniziamo con una notizia di cronaca che è arrivata poco fa e riguarda Casale di Scodoglia. Siamo in provincia di Padova ed ecco, allora chiedo alla regia di mandare questo contributo che ci arriva dai carabinieri forestali, che hanno sequestrato un capannone dove erano stoccati abusivamente rifiuti plastici contenenti anche sostanze pericolose. Si tratta di un'ampia collaborazione fra i vari reparti dell'Arma dei Carabinieri e che ha portato a scoprire questo deposito abusivo e a denunciare 5 persone. Sono state poste sotto sequestro per le pertinenze di un capannone industriale in Via Nuova, dove sono stati rinvenuti stoccati abusivamente 1000 metri cubi, pensate, di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, costituiti prevalentemente di materiale plastico frammisto ad altri rifiuti. Il blitz dei Carabinieri è frutto di una lunga serie di accertamenti investigativi originati da una segnalazione anonima che lamentava lo stato di degrado dell'area attorno al capannone. Quindi i carabinieri hanno trovato questi big bags che avete visto all'inizio del video, che erano pronti per essere caricati e spediti verso all'estero praticamente, e si tratta di 40 big bags, questi grandi sacchi che avete appena visto nel video, suddivisi in 2 container che dovevano essere inviati in India con una documentazione attestante una diversa natura della merce. Quindi c'è anche questo da mettere nel conto delle frodi organizzate. Nella documentazione doganale era individuata come carta, quando in realtà si trattava di materiale plastico frammisto a carta. Quindi una nuova operazione dei carabinieri, un'attenzione per l'ambiente e in questo caso una segnalazione anonima. Dobbiamo però ricordarvi che in molti casi le segnalazioni che i nostri telespettatori inviano proprio a Rete Veneta hanno portato a risolvere situazioni se non pericolose ma almeno di degrado. In questo caso naturalmente sono entrati in azione i carabinieri. È capitato anche a questa emittente di risolvere qualche problema di degrado, di sporcizia, di rifiuti stoccati in modo errato, quindi per qualsiasi necessità, naturalmente avvertire le forze dell'ordine. Però se avete voglia di segnalarci fatti ed eventi, noi sicuramente li verificheremo, poi li manderemo nel nostro TG. Potete inviarli alla mail bassano@reteveneta.it oppure via WhatsApp al numero che vedete in sovrimpressione. Allora, questo era
Questa era la prima notizia di cronaca dal Padovano. Dovrebbe arrivare fra poco in Skype la nostra Valentina Visentin per darci altre informazioni su quello che sta succedendo in provincia di Padova. Però adesso rivediamo, perché è giusto rivedere e risentire le cose importanti che sono passate nella nostra TV, l'editoriale che il nostro direttore Luigi Baccialli ha preparato per i 3 anni della mancata autonomia del Veneto. Ricordiamo ieri, 3 anni fa, i veneti sono andati al voto per un referendum che ha sancito in modo chiaro e preciso la volontà autonomista, sempre nell'alveo costituzionale. Non è cambiato niente da quel momento. Sentiamo cosa dice su questo argomento il nostro direttore Luigi Baccialli. Buonasera, oggi 22 ottobre 2020 sono 3 anni dal referendum per l'autonomia che si è svolto, ricorderete, il 22 ottobre del 2017. Per la precisione 1096 giorni, racconta il nostro counter che continuiamo a mandare in onda per ricordare quanto tempo è passato e quanta poca attenzione hanno dedicato all'autonomia i governi che si sono succeduti in questi anni. Il presidente Zaia lo avremo stasera a Focus, ne parleremo con lui direttamente. È un anniversario che va visto con ottimismo, nonostante sia passato tutto questo tempo, perché come ha detto il professor Mario Bertolissi, si sperava in una passeggiata, ma si sapeva che sarebbe stata invece una scalata lungo pendici molto difficili e molto pericolose. L'ha detto il professor Mario Bertolissi della delegazione trattante pochi giorni fa, ma bisogna che tutti i veneti sappiano che questa rimane la madre di tutte le battaglie. Lo ha detto il governatore in tante circostanze, ha detto il governatore sarà una rivoluzione gandhiana, faremo, proprio seguendo, rispettando tutte le regole, tutte le norme, una guerra per arrivare a vincerla, ma non deve dormire sonni tranquilli Roma, ha detto ancora una volta il Presidente, perché non si arretra di un passo, si va avanti determinati, compatti, con 2 milioni e quasi 400.000 veneti che quel giorno sono andati a votare. Quindi non bisogna farsi prendere dal pessimismo, non bisogna pensare che ci siano chissà quali dietrologie per fermare l'autonomia qui in Veneto. No, l'autonomia la vogliono fermare a Roma e sono i poteri occulti o forti che dir si voglia, sono le camarille, sono le clientele, non è la popolazione che sa che si tratta di un'assunzione di responsabilità. Quindi prima o poi ci si arriverà, se non con questo governo sarà un altro oppure l'altro ancora, ma ormai il solco è tracciato e non si torna indietro. Pensate a quanti sforzi sono stati compiuti dal presidente Zaia, dai costituzionalisti che lo hanno affiancato, dall'ex ministro Erika Stefani, che sentiremo stasera tra l'altro in diretta durante Focus, per arrivare a questo obiettivo. Non è soltanto la necessità di avere più risorse, di avere quel poco che molto più di quel poco che ci danno coi trasferimenti, con un residuo fiscale di 15 miliardi. Pensate quanti soldi sono. Non sono solo le risorse, è una questione di dignità e di libertà. Non si può stare al guinzaglio più di tanto a uno Stato centrale che continua a dettare legge e a offendere spesso e a mancare di rispetto nei confronti di una popolazione che ha una storia millenaria. Quindi si va avanti compatti in questa direzione, con questa bandiera, per affermare dei principi che sono sacri e inalienabili dopo un voto, quello del 22 ottobre del 2017. Avete sentito l'editoriale del nostro direttore, adesso facciamo una breve pausa, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo anche oggi in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto.
Fra un quarto d'ora avremo il governatore del Veneto Luca Zaia in diretta dalla sede della Protezione Civile a Marghera, qui sul canale 18 in streaming sulla pagina Facebook e anche sulla pagina reteveneta.it. Invece abbiamo ora qui fisicamente in studio, con tutti i distanziamenti e le precauzioni del caso, visto il periodo che stiamo vivendo, il consigliere regionale del PD Giacomo Possamai, che ringraziamo per aver accettato l'invito a partecipare a questa nostra fase dell'informazione. Grazie a voi dell'invito. Allora, prima di andare magari a commentare qualcuno dei fatti della giornata, chiediamo a Possamai come è stato l'ingresso in Consiglio regionale. Beh, è stato sicuramente emozionante, è stata ovviamente la prima volta a Palazzo Ferrofini. Abbiamo già incominciato a discutere delle linee programmatiche di mandato mercoledì scorso e del tema coronavirus, per cui siamo entrati subito nel vivo. Chiaramente adesso c'è molto da fare, dovremo formare le commissioni, bisognerà dare l'avvio alla legislatura. Parliamo invece di temi più stringenti. Adesso abbiamo visto i dati crescono ogni giorno, tutte le ULSS stanno cercando di fare qualcosa per contrastare questa nuova ondata. Consigliere, lei che idea si è fatto del momento attuale che stiamo vivendo? Beh, è un momento di straordinaria difficoltà, è evidente, è un momento di grande preoccupazione, nel senso che la vera questione è che non siamo in grado di prevedere che cosa abbiamo davanti a noi. Vediamo che sia il governo sia le regioni cercano di assumere, diciamo così, contromisure, ma la difficoltà è grande. Dopodiché io penso che la scelta giusta oggi sia quella di dare grande autonomia alle regioni nella gestione della situazione della pandemia, perché le situazioni sono diverse da regione a regione, quindi bene ha fatto in questo senso il governo a lasciare libertà alle regioni di intervento. Oggi non è pensabile un coprifuoco nazionale, un lockdown nazionale. Se ci devono essere coprifuoco o lockdown, ovviamente meno ce ne sono e meglio è, ma devono essere molto locali e scelti dalle regioni e dagli enti locali, quindi in questo senso assolutamente bene. Ci sono anche dei problemi, nel senso che, la dico così, il fatto che in Regione Veneto l'app Immuni, che io avevo sul telefonino e ho sul telefonino, come migliaia e migliaia, centinaia di migliaia di veneti, di fatto non sia servita a niente fino ad oggi, perché le ULSS non avevano caricato i dati, dà l'idea che su tanti fronti siamo però in ritardo anche qui. Penso ai vaccini anti-influenzali, ho parlato in questi giorni con tantissimi medici di base che segnalano come i vaccini anti-influenzali mancano in questo momento e tanti cittadini stanno provando a farselo, ma non ce le hanno, perché è normale che siano privilegiate le categorie più a rischio, come ha detto anche il presidente Zaia mercoledì in Consiglio, ma c'è un tema, ed è che se noi non vacciniamo in maniera estesa la popolazione contro l'influenza, nelle prossime settimane, quando arriverà l'influenza oltre al coronavirus, il rischio è che le due malattie si sovrappongano e quindi che i medici vadano in difficoltà nel riconoscere se è, diciamo così, un'influenza tradizionale o se è il coronavirus. Tutti noi stiamo vivendo in queste settimane, se vai a mangiare in un ristorante o anche al lavoro e quello a fianco a te tossisce, starnutisce, hai la sensazione che sia immediatamente positivo al coronavirus. Così spesso non è, nel senso che magari ha semplicemente un'influenza. Ecco, il rischio è di arrivare ad avere insieme una doppia ondata, e a quel punto veramente si va in difficoltà, perché si fa molta fatica a gestire l'afflusso di pazienti. Prima di andare in pubblicità, una domanda un po' personale alla quale può scegliere se rispondere o meno. Abbiamo parlato di vaccini, lei ha intenzione di vaccinarsi, si è vaccinato, lo farà o preferisce parlare d'altro? Assolutamente sì, cioè penso che sia un dovere di tutti noi in questo caso vaccinarsi, anche perché se non ci vacciniamo tutti o quasi, il vaccino semplicemente non serve, quindi è fondamentale vaccinarsi. È evidente che dobbiamo arrivare a vaccinarci nel momento in cui il vaccino sia definitivamente testato, sicuro e non ci siano più dubbi, ma la dico molto semplice: senza il vaccino da questa vicenda non ne usciamo, e siccome io non voglio che insomma, la mia vita, la vita delle persone che mi sono care, dei miei figli, dei cittadini del Veneto sia segnata per sempre da una convivenza con il virus, penso che il vaccino sia l'unica arma che abbiamo per sconfiggerlo.
Quindi è importante sempre guardare avanti, organizzare, predisporre, preparare un futuro che prima o poi porterà uno squarcio di sereno definitivo, speriamo non più uno squarcio sul Veneto, su di noi. Adesso facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra poco. Buongiorno, bentornati alla nostra diretta, bentornati a Focus TG. Siamo in attesa dell'arrivo della diretta dalla sede della Protezione Civile a Marghera, dove il presidente Luca Zaia farà il punto della situazione legata all'emergenza coronavirus, punto che crediamo che, anche se non so se siano arrivate conferme negli ultimi minuti, dovrebbe diventare quotidiano visto il numero dei contagi. Non sono arrivate le tabelle dell'azienda zero della Regione Veneto perché, come sapete, di solito le dà Zaia in diretta, quindi per avere i dati di oggi dovremmo aspettare qualche minuto. Invece non serve aspettare qualche minuto perché l'abbiamo qui presente in studio con noi il consigliere regionale del PD Giacomo Possamai, anzi il capogruppo del PD in Consiglio regionale del Veneto Giacomo Possamai, al quale leggiamo una notizia arrivata al volo adesso da Vicenza. Questa mattina a Torre di Quartesolo, questa è una notizia di cronaca, una persona a volto coperto ha rapinato un centro scommesse con una pistola in mano, facendosi consegnare 14.000 euro, rinchiudendo il titolare in una stanza e prendendo la fuga. Ci sono ricerche in corso, carabinieri che indagano sulla vicenda. Consigliere, viviamo in una zona sicura o tutti questi fatti ci fanno credere il contrario? Viviamo in una zona più sicura rispetto a tante altre parti d'Italia, di sicuro, dopodiché sulla microcriminalità o in questo caso anche sulla criminalità ovviamente bisogna tenere gli occhi aperti. Che cosa vuol dire tenere gli occhi aperti? Vuol dire che in questi anni dei fronti su cui oggettivamente insomma, negli ultimi 10 anni almeno si è disinvestito sono sicuramente le forze dell'ordine. La pianta organica, per dire, della questura di Vicenza è sottodimensionata almeno del 20%, se non di più in realtà, perché sono quasi 100 gli agenti che mancano, quindi è evidente che c'è un problema di presenza prima di tutto delle forze dell'ordine, quindi da questo punto di vista servono investimenti forti, servono investimenti sulle assunzioni prima di tutto, per avere una maggior presenza sul territorio, che poi è quella che chiedono i cittadini. Consigliere, allora intanto noi teniamo d'occhio sempre la sede della Protezione Civile a Marghera. Quando arriverà il governatore daremo immediatamente la linea, ci sono anche i nostri giornalisti per le domande del caso. Cambiamo argomento completamente per un attimo, sempre fermo restando i limiti temporali di questa trasmissione. Abbiamo parlato con lei durante la campagna elettorale, ma anche prima, in tempi non sospetti, di un nuovo modo di vedere il turismo di un'area molto vasta del nostro Veneto, che può essere la Pedemontana, le montagne vicentine in generale. Adesso lei ha modo di impegnarsi per trasformare in realtà alcune delle belle idee che aveva proposto? Assolutamente sì, nel senso che l'idea è non di fare l'opposizione fine a se stessa, perché non ha senso, tanto più non ha senso in un momento di grande difficoltà e complessità come quello che stiamo vivendo, per cui l'idea è comunque di fare un grande lavoro di proposta all'interno del Consiglio. Io avrò la possibilità di lavorare sicuramente all'interno di un paio di commissioni, quindi la possibilità di portare avanti tesi, progetti. L'ho detto tante volte anche qui da questi schermi, la grande questione, una delle grandi questioni è quella per esempio che riguarda la mia generazione, l'ho detto anche in Consiglio regionale mercoledì. Perdiamo ogni anno decine di migliaia di ragazzi e di ragazze che si trasferiscono all'estero in altre regioni perché da tanti anni il nostro territorio non sta dando risposte, sul piano occupazionale. Il Veneto, per dire, è la seconda economia d'Italia, ma è l'8ª per stipendi e retribuzioni, quindi è evidente che se un giovane viene pagato 200-300 euro in più nella regione a fianco, magari tende a spostarsi, ad andare via, invece noi dobbiamo tenerli qui. C'è un tema formativo, c'è un tema legato all'università, quindi questo è un lavoro grande su cui vorrei sperimentarmi nei prossimi anni, come ovviamente la questione della sanità, non serve neanche dirlo, ma abbiamo visto durante questa pandemia quanto sia chiave, quanto sia fondamentale
una sanità pubblica che funziona e che dia risposte. E quindi ecco, tanti sono i temi su cui lavorare. Molto bene, allora noi siamo in attesa di Zaia, ma abbiamo 30 secondi per sapere quali sono le notizie da Padova con Valentina Visentin. Valentina, però se arriva il governatore tagliamo tutto e andiamo in onda in diretta da Marghera. Buongiorno. Buongiorno, giusto per dirvi una notizia di cronaca, c'è stata questa mattina un grave incidente sul lavoro, l'ennesimo nel Padovano, un operaio è rimasto gravemente ferito mentre stava lavorando all'interno di un'officina in Viale Po, qui a Padova. Sarebbe stato travolto da una putrella che le è caduta mentre stava effettuando dei lavori di manutenzione. Al momento sul posto ci sono le volanti della polizia e lo Spisal per indagare sulle dinamiche dell'incidente, mentre l'operaio è stato trasportato d'urgenza in ospedale a Padova per tutti gli accertamenti. Per quanto invece riguarda la situazione, l'emergenza sanitaria, lo ricordiamo che da ieri sera è entrato in vigore il divieto di consumare le bevande, qualsiasi tipo di bevanda all'esterno di bar e ristoranti dopo le 21, quindi diciamo che in centro è scattata già una sorta di coprifuoco, strade e piazze vuote, solo qualche persona ai tavolini rigorosamente seduta all'interno dei locali o nei tavolini, ma pochissima gente che circolava in centro. Boom anche di tamponi allo stadio Euganeo, dove adesso verranno effettuati le 12 ore non stop dalle 8 del mattino alle 8 di sera. Dato anche in diretta la notizia della discarica abusiva dei rifiuti plastici rinvenuta a Casale di Scodosia. Ci sono notizie in più rispetto a questo o diamo appuntamento ai nostri telespettatori nei telegiornali dei nostri emittenti questa sera? Questa sera per tutte le altre informazioni, tutte le notizie che arrivano da Padova e ovviamente anche dalla provincia. Ringraziamo Valentina Visentin per la tempestività dell'informazione. Buon lavoro Valentina. Allora, consigliere, adesso stiamo aspettando l'arrivo di Zaia, però arrivano le notizie dal Veneto continuamente. Quello che si sta facendo nei centri delle città per un po' ovviare al grosso problema del coronavirus sta bastando secondo lei? In che senso? Sul piano degli assembramenti? Dal punto di vista soprattutto dei locali pubblici, che bisogna coniugare un problema di assembramenti con quello della sopravvivenza di un intero settore. C'è un tema di tenuta economica di questi locali. Sì. Allora, mi sembra che in questi giorni ci sia stata una stretta abbastanza forte, cioè per esempio sul fatto di non stare in piedi, non creare assembramenti intorno ai locali. È evidente che bisogna dare la possibilità ai locali di sopravvivere, ma che dobbiamo evitare che diventino luoghi di contagio, per cui spero che tra l'altro con la stagione invernale diventa anche più difficile avere l'assembramento fuori di persone in piedi dei locali, quindi diventa anche una situazione più sostenibile sul piano economico, perché i locali evidentemente in quei mesi non contano su quel tipo di reddito, quindi i locali devono stare aperti fin tanto che sarà possibile, spero sempre, ma avendo le persone sedute ai tavoli con le distanze, quindi cerchiamo di mantenere attive e aperte le attività commerciali, perché a fianco al dramma sanitario c'è un dramma economico che non va sottovalutato. Quindi confermiamo ancora una volta, bisognerà quasi di sicuro arrivare a soluzioni più incisive di quelle che sono state attivate finora, ma il lockdown generale che abbiamo vissuto qualche mese fa non può più essere rivisto in Italia. Bisogna fare assolutamente di tutto per evitare che accada, nel senso in realtà è molto semplice, bisogna dire la verità alle persone. Qual è il punto? Che sarà evitabile, e credo sarà evitato da tutti perché nessuno lo vuole, fino al momento in cui le terapie intensive non andranno sotto sforzo, cioè il giorno in cui le terapie intensive non riusciranno più ad accogliere tutti i malati da Covid, a quel punto diventerà pressoché inevitabile, perché devi bloccarlo in qualche misura. Non possiamo pensare che in un paese civile le persone muoiano senza essere curate. È evidente che non dobbiamo arrivarci, cioè nulla dice che ci dobbiamo arrivare per forza ovviamente a quello stadio, per cui tutte le misure di contenimento che regioni, comuni, governo stanno mettendo in campo servono ad evitare di arrivare lì. Un pezzo sta a loro, un pezzo sta alle istituzioni e un pezzo sta a noi nel fatto di stare molto attenti e di non essere ciascuno di noi vettori di contagio. Naturalmente questo passa anche dalla mascherina. Facciamo vedere ai nostri telespettatori che il consigliere si è presentato qui con la sua bella mascherina griffata. La trovo, griffata tra l'altro, l'abbiamo visto, quindi siamo sicuri che c'è, la facciamo vedere griffata
Tifoso del Vicenza, ho anche questa colpa. Tifoso del Vicenza, quindi che abbiate la mascherina del Vicenza, della Juve, della Porta accanto, l'importante è avere una mascherina e usarla, è vero consigliere? Assolutamente. Leggevo l'altro giorno un'indagine scientifica, ovviamente, che dice che l'uso corretto della mascherina riduce di 1000 volte la possibilità di contagiare, che tra l'altro, perché poi bisogna anche guardarle bene le cose, diciamo e leggiamo in queste settimane che la grandissima maggioranza, tra il 70 e l'80% dei contagi avvengono a livello domestico. Benissimo. No? Se chiudiamo la porta, Consigliere, grazie. devo toglierle la parola perché arriva Ubi Maior, Minor Cessat, andiamo a bene. sentire Luca Zaia, ringraziamo Giacomo Possamai. A voi. Non siamo neanche vaccinati. Sì, grazie. Che orario abbiamo fatto? Sì, scusate per il ritardo. Stamattina è impegnativa e quindi buongiorno a tutti. Abbiamo fatto ovviamente una lunghissima videoconferenza con le direzioni generali e un po' tutti i vertici della sanità. L'abbiamo fatta perché abbiamo voluto avere oggi diciamo il termometro di quello che è diciamo, lo stato dell'arte rispetto agli ospedali. Ricordo sempre, perché anche stamattina un cittadino mi dice ma alla fin fine voi state creando allarmismo, voi insomma, no, non noi, cioè nel senso in generale si crea allarmismo per il Covid, ma alla fin fine noi sappiamo che le cure si fanno, che ci sono, diciamo, la situazione si può gestire, però vorrei spiegare ancora per l'ennesima volta che se parliamo di Covid non è che ci divertiamo, soprattutto a venire qua, non me ne vogliate, ma la verità è un'altra. Noi siamo preoccupati solo di una cosa, la crisi ospedaliera, punto. Oggi, come vedrete, abbiamo dei dati nuovi e poi avrò anche delle novità, nel senso che ieri abbiamo avuto una lunga incontro con il ministro Speranza e ci sono delle novità delle quali abbiamo discusso e ve ne voglio parlare. Allora, i tamponi ad oggi sono 2.208.000, 8,31. Pensate che solo di molecolari ne abbiamo fatti 16.000 ieri, nelle ultime 24 ore. A questi ci aggiungete almeno 10.000, ma molti di più, di rapidi. Ormai siamo sul 28-30.000, ma comunque vi daremo anche il dato che stiamo ricostruendo anche tutti i rapidi rispetto a questo. Test rapidi siamo su 1,5 milioni, come vi è stato detto. Numero di positivi 41.140. Vuol dire che sul totale dei positivi noi abbiamo avuto nelle ultime 24 ore 1.550 ingressi in più nella nostra contabilità generale. Positivi di oggi 14.034, sono 1.426 in più. Perché questo dato è diverso da quello di prima? Perché sono le negativizzazioni di mezzo, no? Quello di prima è il dato assoluto, questo è il dato di giornata, quindi il dato di giornata ci dice che sono 1.426 in più. Questo è il dato che vi interessa. Nelle 24 ore. In isolamento abbiamo 14.323 persone, rispetto a ieri sono 647 persone in più. 647 in più rispetto a ieri, 24 ore. I ricoverati sono in questo momento 600, dei quali 85 sono negativi. Terapie intensive 70, dai quali 6 negativi. Totale di morti 2.308. 7 persone hanno perso la vita in queste ultime 24 ore. Dimessi 4.459. Sintomatici oggi a domicilio sono 417. Sui 13.744 positivi,
vuol dire che sintomatici oggi a domicilio sui positivi sono il 3%, vuol dire che il 97% dei positivi non ha sintomi a domicilio, ovviamente. Allora, voi vedete i due dati, eccoli qua, no? Terapie intensive e ricoveri. Se noi andiamo a vedere la situazione che abbiamo già vissuto, che è quella di marzo, vi ricordo il dato, noi sapevamo che il 13 marzo avevamo 111 terapie intensive, ve l'ho detto anche ieri, appena dopo 20 giorni dall'inizio della crisi, anzi 30 giorni, questo accadeva l'11 marzo, quindi no, 20 giorni. Il 21 febbraio scoppia il caso coronavirus, l'11 marzo, scusate, il 13 marzo ci ritroviamo con 111 terapie intensive. Il massimo di terapie intensive, lo ricordo, abbiamo fatto il 29 marzo, la curva ha continuato a crescere vorticosamente fino al 29 marzo e poi ha cominciato a calare. Il 29 marzo abbiamo fatto 3,56. Noi vediamo oggi che le terapie intensive hanno una curva di crescita e nei prossimi giorni con l'assessore Bottacin ve ne parleremo, anzi sta elaborando i dati, sta vedendo. Le terapie intensive hanno una curva di crescita decisamente, diciamo, più piatta di quella della curva della prima infezione di marzo. Cioè se a marzo era così, oggi è così. Va su pian piano, lo vedete, 67 ieri, 70 oggi. Cioè se questo è il ritmo, se non cambia direzione, è una curva che crescerà lentamente e vedremo dove andrà a posizionarsi. È altrettanto vero che pesano in maniera importante i ricoveri. Abbiamo 600 persone ricoverate che hanno bisogno di cure ed è esattamente la risposta che diamo magari a quel cittadino che si chiede: ma perché si parla tanto di Covid se il mondo continua, cioè la vita fuori continua indisturbata, se te lo prendi ti fai tipo un'influenza? Perché poi questo è l'immaginario che tutti noi abbiamo. Perché 600 persone vuol dire un paio di ospedali di provincia dedicati al Covid, cioè sono letti che non possiamo più dedicare a nessun altro. Allora, ieri abbiamo avuto un incontro, intanto stamattina, l'incontro di stamattina, scusate, è stato importante perché abbiamo chiesto intanto alla prevenzione, quindi all'ingegner Fattori, di disegnare il modello delle fasce per ogni provincia, in modo tale da avere, diciamo, le soglie critiche per fasce, le famose 5 fasce, provincializzate, perché capite, può accadere che una provincia importante numericamente non pesi dal punto di vista sanitario e magari ci sia un'altra che va in crisi e non riesce più a venirne fuori, per cui la provincializzazione del modello ci aiuta ad essere più performanti, nel senso che oggi abbiamo le 5 fasce valutano dati regionali, vogliamo che sempre le 5 fasce vengano valutate a livello provinciale. L'incidenza, insomma. Sì, l'incidenza provinciale. Questo ci permette di dire cosa? Ci permetterà di essere ancora molto più pronti nel momento in cui si dovesse attivare qualche altra misura sanitaria all'interno degli ospedali. Rispetto alle informazioni che vi volevo dare, tanto nelle prossime ore vi porterò il piano dei punti di accesso rapido e dei punti H24, dove abbiamo detto che ogni ULSS ne deve fare almeno uno per ULSS provinciale. Ricordo ai cittadini che i punti di accesso rapido si può accedere se si rappresenta caso sospetto, contatto stretto o se si ha una ricetta del medico o della guardia medica. Cioè non è che uno passa davanti a un punto di accesso rapido o all'H24 e dice va, prima di andare a letto stasera vado a farmi un tampone. Cioè non funziona così. Lo dico perché magari potessimo fare così,
ma è talmente grande la mole di lavoro che dobbiamo fare che prima dobbiamo garantire la diagnostica a coloro che ne hanno diritto, perché magari sono un familiare di un positivo o sono un collega di lavoro di un positivo. Sul fronte dell'incontro di ieri col Ministro, noi abbiamo chiesto che formalmente si riveda il piano di sanità pubblica. Voi capite che con questa mole di contagi noi siamo ancora in grado di gestire, però crescendo è inevitabile che poi la massa di interventi diventi così importante. Vi ricordo sempre che noi oggi abbiamo 1400, facciamo 1500 positivi. Ognuno di questi positivi si trascina come minimo una ventina di contatti, che sono i familiari, gli amici con i quali giocava a calcetto, compagni di lavoro, colleghi, scusate, di lavoro, eccetera. Se ne ho 1500 e me ne trascina una ventina, vuol dire che io dovrò fare in una giornata 30.000 tamponi per riuscire a dar già una storia epidemiologica a questa nuova comunità che si è presentata, e domani è un altro giorno. Allora, alla luce di questo, abbiamo chiesto che siano valutate ulteriori misure di piano di sanità pubblica che ovviamente siano rispettose della tracciabilità, ma che ci permettano di essere ovviamente più performanti nell'azione. La Protezione Civile questa mattina ha avvisato le regioni, nella riunione di questa mattina, che saranno messi a disposizione 200 squadre, giusto, dell'esercito. Squadra vuol dire medico, infermiere e un altro operatore, per fare ovviamente drive-in. Poi ogni squadra andrà, come si può dire, in maniera molto puntuale, verranno divise in base agli abitanti di ogni regione, quindi a noi in teoria una ventina di squadre dovrebbero arrivare, e sono nuovi, diciamo, tamponatori, nuove squadre che fanno test. E abbiamo dall'altro ieri discusso, il Ministro ci dice che sarà nelle condizioni, spera di chiudere un accordo con i medici di base per la fase di test. Io vi devo dire che devo ringraziare i medici di base del Veneto, perché su 3.150 medici di base già in questo momento, cioè è una roba straordinaria, perché questa regione sta facendo scuola e grazie ai medici, 650 medici, quindi il 21% dei medici di base, stanno facendo gratuitamente la somministrazione di tamponi rapidi ai loro assistiti. Voi capite che se questo accadesse per 3.150 medici, noi avremmo risolto il problema del tema dei tamponi, perché ognuno segue i suoi casi. Vi faccio un esempio: un massimalista in Veneto fa circa 1.500 pazienti. Se diamo un'incidenza di contagi mediamente del 2%, la portiamo anche al 5% per essere esagerati, su 1.500 sono 75, se non sbaglio il conto, no? 5 per 1, 5, 5 per 5, 25, 75. Il famoso 30.000 tamponi diviso 4.000 sì. Medici in meno di 10 tamponi al giorno. Ecco, sono 75 potenziali pazienti di quel medico che in tutto il periodo, non in un giorno, avranno necessità di essere seguiti perché sono positivi. Per carità, poi ci saranno anche dei familiari che avranno questa necessità, però capite che se volessimo farla grande, se dovessimo pensare alla distribuzione, sono 1 o 2 tamponi al giorno. Questa è la storia. Poi magari ci sarà il giorno che ne avrà 20 e saranno 3 o 4 giorni dove non ne fa neanche uno. Insomma, poi ci saranno le fasi. Però da noi 650 medici hanno aderito e hanno fatto quanti? 1.100 tamponi già hanno fatto finora. 1.100 tamponi. Ecco, io vorrei ancora fare appello ai medici che volessero aderire di farlo, perché sarebbe un grande aiuto che danno alla comunità, e peraltro è un servizio che darebbero ai loro assistiti, a prescindere che poi a livello nazionale si riesca a chiudere questa partita. In questo momento questi medici lo stanno facendo gratuitamente e noi gli forniamo gratuitamente i tamponi. Questo è per sommi capi quello che abbiamo discusso ieri. Stiamo chiedendo che ci venga riconosciuta la possibilità, bypassando le solite menate della privacy che in questo paese sembrano invalicabili, cioè si sa tutto di tutti, però c'è la privacy in questo paese, non so se ve ne siete accorti.
Noi abbiamo l'app, ve ne ho parlato ieri, di biosorveglianza, che non c'entra nulla con Immuni, fa tutto un altro lavoro. Cioè la nostra interfaccia rispetto a chi è a casa perché è positivo è in quarantena, diciamo, fiduciaria, perché rappresenta contatto stretto. La possibilità di utilizzare questa app deve avere un passaggio di legge, ci dice il garante, perché comunque ci sono dei dati sensibili, no? Cioè tu ti iscrivi e quindi diventi un paziente seguito. Allora, ste robe che non c'entrano nulla con l'emergenza sono roba da uffici ammuffiti, purtroppo creati da noi stessi, perché noi invochiamo privacy ad ogni piè sospinto. Ci hanno portato a chiedere al Ministro di introdurre nel futuro provvedimento la facoltà alle regioni di poter avere queste applicazioni per la biosorveglianza, che ci aiuterebbero a non fare una telefonata magari inutile a una persona che sta bene a casa, che sta finendo la sua quarantena di 10 giorni, che non ha bisogno della sorveglianza telefonica, ma dice ok, per me oggi è semaforo verde, non chiamarmi, non serve, non c'è bisogno che io parli con un medico. Invece c'è chi invece ha bisogno e dice chiamami. In tutto questo contesto vi dico che abbiamo anche un dato, e volevamo darvi oggi, ce l'ho da qualche parte, eccolo qua, sulle scuole, perché ogni tanto ci chiamano i genitori. Allora, il dato delle scuole è presto detto. Voi sapete che noi abbiamo 707.000 studenti dai 0 anni, insomma, dalle scuole dell'infanzia fino alle superiori, 707.000 studenti, 814 se volete per esattezza il numero, 707, 8 e 14, e abbiamo avuto nelle scuole, rispetto a questi 700.000 studenti, abbiamo avuto situazioni scolastiche con almeno un caso, ne abbiamo avute 697. Dopo vi diamo la tabella ovviamente. Rappresentano lo 0,12%. Ovviamente almeno un caso, e quindi quelli positivi, gli studenti positivi oggi, che forse è il dato che a voi interessa di più, sono 835, scusate. 0,12%, cioè se oggi qualcuno ci chiedesse ma degli 707.814 quanti sono i positivi? 835, 0,12%. E rispetto agli operatori sono 1.292 su 95.000. Ah sì, scusa, sì. Sono 167, grazie, positivi su 95.000 operatori, e sono lo 0,17, più o meno vedete 0,12 per gli studenti e 0,17 per gli operatori. Quanti studenti abbiamo in quarantena in questo momento? Quanti studenti abbiamo in quarantena in questo momento? 6.551. Vi ricordo che la quarantena si attua nel momento in cui nella classe c'è un caso secondario. Cosa vuol dire? Che io arrivo in classe, trovo un bambino o uno studente positivo, tampono tutti i compagni di classe, se non c'è un altro caso si presume che quel caso sia primario e venga da fuori, non è un cluster scolastico, e i ragazzi in Veneto, in virtù di una scelta del Veneto, restano in classe. Quindi un caso, tamponi negativi di tutti i compagni, si resta in classe. Un caso, tamponi e c'è un altro caso, più casi positivi, si parla di casi secondari, si va a casa in quarantena. In quarantena abbiamo 6.551 studenti, operatori ne abbiamo 1.292 in quarantena. 1.292. Boh. Per quanto riguarda le misure, noi stiamo seguendo con attenzione
l'evolversi della situazione. In questo momento noi abbiamo un'ordinanza che è pressoché pronta, ma non la presentiamo per due motivi, perché ancora la situazione è assolutamente, in fase di semaforo arancione, però ci permette ancora di fare delle riflessioni. Dall'altro perché sembra che nel fine settimana il governo voglia annunciare forse novità o qualche misura, non si è ben capito. Vorremmo evitare, proprio per l'ottica di essere corretti e evitare anche confusione ai cittadini, di capire se ci sarà qualche misura a livello nazionale, poi che non vada assolutamente a collimare magari con qualche misura regionale, che sarebbe antipatico, soprattutto perché c'è già chi ha tanta ansia. Domande? Allora, scusate, cominciamo, ha alzato la mano prima Tosato e... Buongiorno Presidente. Ciao. Per quanto riguarda l'ordinanza, posto che non ci dirà nulla, immagino. Certo, neanche un passettino. Ma almeno si può confermare il fatto che non prevederà nuovi adempimenti da parte delle attività produttive e commerciali, cioè riguarderà soltanto i cittadini? No, non anticipo nulla. Non anticipo nulla perché in questo momento non siamo in grado di dire nulla, ma sicuramente di non diffondere ansia o preoccupazione, perché penso che tutti noi cittadini abbiamo sufficienza. Siamo sempre stati al fianco dei cittadini, non vogliamo complicare la vita ai cittadini. In questo momento ho 70 persone in terapia intensiva, non sono all'emergenza di marzo, in questo momento. Se poi mi dite c'è l'azienda ospedaliera che ha caricato più pazienti in proporzione, o c'è qualche altra realtà che ne ha di più, che so, l'Alto Vicentino che magari ha nel Bassanese più pressione, vi posso dire sì, è vero. Però in questo momento io guardo il dato puro, abbiamo 70 pazienti in terapia intensiva e in questo momento vi dico che abbiamo il potenziale di 1 migliaio di terapie intensive, per cui siamo assolutamente sul pezzo. L'assessore Lanzarin avrà anche oggi pomeriggio una serie di videoconferenze per aggiustare il tiro rispetto ad alcuni aspetti che domani vi comunicherà, ma però insomma mi fermerei qui oggi. Ecco, due domande accessorie, veloci, indolori, innocenti. No, una riguarda appunto quello a cui stava accennando, cioè se si può fare così, insomma, una riflessione a volo d'uccello sulle situazioni provinciali, no? Discorso anche che si lega all'incidenza provinciale. Sì, perché mi pare di capire che non tutte le zone del Veneto vivono la stessa identica dinamica, no? Ci sono forse zone più delicate. Guarda, io direi che rispetto alle zone del Veneto noi abbiamo anche il tachimetro, no? Facciamolo vedere senza darglielo. Bottacini ha fatto un bel lavoro. Abbiamo il tachimetro per ogni, questa qui è la terapia intensiva, questa è regionale, poi c'è per ogni provincia. La lancetta dei tachimetri è tutta sul verde azzurrino, cioè nel senso che poi ovvio che se tu vai a parlare con Bortolo Simoni ti dice adesso dovrò spostare dei letti, ma c'hai i letti e c'hanno gli spazi, cioè non è che stiamo parlando di cose che non... Oppure Flor che è quello più sotto pressione perché è inevitabile che l'azienda ospedaliera di Padova sia un riferimento piuttosto che l'azienda ospedaliera di Verona, ma oggi non siamo nelle condizioni di dire che siamo al totale panico e caos, questo no, ma vi invito anche a non diffondere questi messaggi. Domani è un altro giorno, oggi è così, cioè, io guardo le terapie intensive sono 70, abbiamo più pressione per i ricoveri in area non critica che cominciano ad essere 600, 600 diamo una dimensione, 600 ospedale di Treviso, 600 letti, un ospedale, un hub provinciale. Ecco, l'ultima cosa è l'algoritmo, cioè il modello matematico alimentato. Ci stiamo lavorando.
Sì. Ma ci dice già una cosa, che la curva delle terapie intensive, che è quella per noi fondamentale, ha oggi un trend che non è quello di marzo. Oggi. Io metto sempre queste costanti temporali nei miei dichiarazioni, perché vedo che poi c'è sempre qualche lazzarone che le prende e va a prendere quelle di un mese fa e le proietta ad oggi, no? Spero che abbiano anche difficoltà a tagliare le dichiarazioni mettendoci sempre per il momento ad oggi. Ecco, per il momento ad oggi il trend è una curva molto più appiattita di quella impennata di marzo. Potrebbe essere l'inizio leggero di primi giorni di febbraio, oppure da quello che stiamo vedendo ha avuto già tanti giorni. Per noi l'emergenza inizia l'8 di ottobre, giusto, più o meno, quando cominciamo a vediamo che comunque è una planata. È un trampolino che non è quello delle Olimpiadi, ma vediamo che è una robettina ancora per non professionisti. Secondo questa... Magari tutto il giornale è a tua disposizione. No, cerco di strapparle un briciolo di certezza. Domani devi dire che i medici sono stati bravi, perché abbiamo già 650 medici che fanno i tamponi in laboratorio. Io spero di riuscire a convincerli tutti 3.150. Va bene. Con questa dinamica l'algoritmo segnala già, con questa dinamica ad oggi, in questo momento, a quest'ora, l'ha detto lui, ad oggi. Fine novembre. Fine novembre. Ad oggi. Ad oggi. Vede che se va così, che con le buone maniere si ottiene. Potremmo esaurire la fase, giusto? Potremmo. La fase che è in corso adesso. Però non lo diciamo in maniera allarmistica, ma lo diciamo in maniera quantistica, si dice? Si può dire quantistica? Quantitativa. Che non ha nessun senso, perché domani potrebbe addirittura invertirsi la curva per giù. Però se tutto restasse costante si va a fine novembre. Ok, andiamo avanti. Che magari potrebbe anche rappresentare il picco della curva e quindi non passare alla 3, ma tornare esserci una remissione una regressione sulla 2 o la 1,5. Quindi per questo che l'assessore Bottacin sta elaborando questi dati. Io mi piace queste robe, quindi. Angela Pederiva. Grazie, buongiorno Presidente. Buongiorno. 3 domande veloci. La prima, ieri la ULSS 8 Berica ha annunciato lo stop alle visite negli ospedali della provincia di Vicenza. Dopo ve ne parla l'assessore, ne ha parlato stamattina, è giusto che ne parli lei. Perfetto. La seconda, il tema dell'app Zero Covid Veneto e i problemi di privacy. È pensabile o è giuridicamente sostenibile un intervento normativo regionale per disciplinare l'uso o è necessario comunque un intervento statale? Sì, ma guardate, se dobbiamo metterci ad andare in Consiglio regionale a fare una legge per usare un'app per dare un servizio ai cittadini, se sparemo sui piedi è più bello, no? Per velocizzare forse? No, guardate, io ho voluto chiedere personalmente al Ministro ieri in riunione di mettersi dentro una normina nella prima ordinanza che fa, perché stiamo parlando di una banalità e le banalità vanno risolte velocemente. Tutto si può fare, hai ragione, uno va in Consiglio regionale e fa una legge, però capite che stiamo parlando veramente di una roba assurda. Cioè, come fa una legge per dire che la bicicletta deve avere 2 pedali, non è una bicicletta se non ha 2 pedali, no? D'accordo, terza e ultima, il tema delle palestre sono rimaste in un limbo da domenica sera con l'annuncio del Premier Conte, nel senso che si è dato un avvertimento che però non si è tradotto in un provvedimento formale, si è parlato di 7 giorni sostanzialmente di monitoraggio, ma non si capisce chi e come deve operare i controlli. Guardate, ne avete per caso parlato in qualche videoconferenza? Grazie. Ma no, perché non è stato oggetto di discussione. Io dico una cosa, che le palestre in Veneto, e se qualcuno ha altre notizie ce le segnali, si sono adeguate alle linee guida, fanno la disinfestazione, la disinfezione. Vedo gente che porta le mascherine e qualcuno non la porta e dovrebbero portarle anche in palestra. E finiamola con questa storia di dire che durante la palestra io la porto, non la tolgo mai, non sono mai svenuto, da nessuna parte. E quindi l'invito che faccio è di portare in palestra, ma assolutamente in questa fase noi non le mettiamo in discussione, ma anche perché se si inizia a mettere in discussione un'attività attività come queste, allora voi capite che per il tema della perequazione c'è una macchia d'olio che si espande
su tutto quello che è la palestra, la chiudi, vabbè, perché si fa attività fisica, si suda, ma allora avremo altre attività che non voglio neanche citare, se no viene fuori un casino, che sono simili, e allora altre ancora, se non si finisce più. Allora dite che vogliamo fare il lockdown, è un'altra roba. Io penso che il limbo deve essere gestito con un'azione solidale tra i cittadini, portare la mascherina. E continuo a dirlo all'infinito, anzi voglio mettere un cartello qua, pensavo stanotte, mi sono svegliato alle 3:20, sì, alle 3:21 stanotte, ieri alle 3:18, non capisco perché mi sveglio sempre intorno a quell'ora, però non so, cercherò di capirlo. E pensavo di mettere qui un cartello, ma sul serio mi è venuto in mente stanotte, scrivo, usate la mascherina, o anche dietro, perché è fondamentale che i cittadini ci diano una mano su questo. Ok, allora abbiamo numerose prenotazioni, la prima è Cristina Giacomuzzo. Ciao Cristina. Spiegarci anche se il Samburgo è l'unico che sì. intende al momento sospendere qualche ospedale. Sì, poi l'assessore ve ne parla. Sì, è l'unico ad aver attuato, diciamo, delle misure preventive. Stamattina ne abbiamo parlato, pensiamo che debbano essere uniformate e bisogna andare più incontro ai cittadini. Io resto sempre dell'idea che ogni reparto, io lo dico da mesi, deve avere un case manager, definiamolo così, insomma una persona titolata, può essere caposala, una persona che primario identifica, che ha il telefonino in tasca nel camice, reperibile, e che dia informazioni sui pazienti se chiamano. Poi i reparti non è che hanno 200 ricoverati, cioè 10, 20, 30, qualche reparto ne ha qualcuno di più, ma insomma è una roba gestibile. Cioè, la mia segreteria quest'anno ha avuto, vi do il dato, 42.000 mail e noi abbiamo risposto a tutte. Sì, quindi un po' che telefonare al giorno penso che siano gestibili, stiamo parlando di pazienti, è giusto che i familiari abbiano informazioni. Ma dopo la storia vi dice, perché oggi ha proprio una riunione su questo, in maniera tale da dare una risposta alle famiglie e non creare, come si può dire, una camera asettica. Intanto devono mandarsele. Quando arriveranno, se i presupposti saranno questi, drive-in, tamponi, punti di accesso rapido, cioè c'è un medico, un infermiere, e saranno ulteriori operatori. Però vi do una dimensione che se questa è una squadra, se lavorano 8 ore al giorno, fanno 10 tamponi all'ora, più o meno, se sono organizzati, sono 80 tamponi al giorno, noi ne facciamo 30.000. C'è tanto la dimensione, quanto personale ci vuole? 80, 100, quante ne fanno in un'ora? Cioè, va, tampona, carta, 6 minuti, mettetene anche le 20 all'ora, ma guarda che 20 bisogna correre. Sono 100, sono 8 per 2, 16, sono 160 tamponi al giorno. Ma non ce la fanno neanche se vuoi, anche bisogna stare 8 ore, non andare neanche al bagno, cioè abbiamo sempre... Immediati sembra. Sì, stanno già chiamando. Attenzione, questo non è perché i veneti sono presi male, in tutta Italia distribuiscono queste squadre, che non passi questa idea. Ok, Peppe no. Continuando su questo, Presidente, sui questione tamponi, si sa che in altre regioni, in altre città ci sono lunghe code, problemi, qua in Veneto solo in alcune realtà si stanno adesso avendo un po' di code. Come state pensando di affrontare, oltre a queste possibili squadre della protezione civile, la situazione? E un'altra domanda è rispetto al governo, lei avrà c'è previsto anche oggi un incontro, conferenza Stato-Regioni, un incontro? Ma non lo escludo perché poi le conferenze vengono convocate molto velocemente. Ma che potrebbe dare delle indicazioni su... No, stiamo aspettando un provvedimento però comunque dal Ministro rispetto a questo. Ieri io ho partecipato a tutta la riunione assieme agli assessori di ieri pomeriggio, che è stata utile. I tamponi, ragazzi, vi ho detto che se abbiamo 1.500 positivi al giorno, cubano più o meno 30.000 tamponi da soli al giorno.
È il principio dei grandi numeri, cioè oltre un certo limite poi non riesci più ad andarci. Cioè diffidate sempre da chi vi dice che si può andare all'infinito, è impossibile. Noi siamo la comunità, questo ve lo dobbiamo dire, che ha fatto più tamponi a livello nazionale, per cui poi vi porteremo i dati i prossimi giorni, e siamo stati performanti, bravi i nostri operatori, ancora oggi abbiamo il primo posto, penso che dai dati che ho visto abbiamo battuto anche la Corea, o la Corea ci viene davanti, insomma pro abitante, però vabbè, al di là di questo, cioè, quello è il potenziale, ma con una sanità ormai sostanzialmente dedicata a fare test, e considerate che adesso ci mettiamo anche di meno perché i rapidi ci danno una grande mano. C'è un rischio di crash su questo, cioè che a un certo punto... Tutte le comunità sanitarie sono andate in crash sulla fase di diagnostica e di ricerca del contatto, ma a livello nazionale e internazionale succede questo, cioè oltre certi numeri non riesci più a farlo. È come se al mattino invece, vi ricordate il punto di accesso rapido per il prelievo del sangue, invece di trovare le famose 100-150 persone, sono già tante, si presentassero 10.000 persone. La mattina dopo ci sono ancora quelli in coda dalla mattina prima. Non è che puoi dire non funziona la sanità, oltre certi numeri non va. Noi abbiamo 7.500 posti letto, fate 8.000 in tutto il Veneto. Se avessimo un'epidemia, ed è esattamente quello che sta accadendo, che si riempie 8.000 posti letto, non ci sarà più un letto a disposizione per nessuno. Tanto per dirle in maniera chiave, per questo siamo qui, se no non saremmo qui. Perciò blocchiamo i tamponi a un certo punto per alcune fasi? No, noi non li bloccheremo mai. Vi dico che se riuscissimo a chiudere bene con i medici, ognuno avrebbe la sua corte, piccola comunità di massimo 1.500 abitanti da tamponare. E sapete qual è il limite del tampone e del test? È il limite oggettivo dell'operatore, perché la legge giustamente non permette che non sia un operatore che non sia sanitario qualificato. Però vi devo anche dire che stiamo lavorando ancora, Rigoli stamattina ci ha detto che in un paio di settimane spera di venirne fuori, col test in autosomministrazione, che allora lì siamo su un altro pianeta. So che a qualcuno tremerà i polsi quando dico queste robe, però andremo a finire lì, se non ci arriviamo noi ci arrivano gli altri per primi. Cioè qui se qualcuno pensa che restiamo appesi al tampone molecolare a vita, il mondo sta andando in tutt'altra direzione. Antonella Prigioni. Buongiorno Presidente, notizia di oggi di una lettera di 100 scienziati a Conte e a Mattarella per adottare misure drastiche. Come devono leggere i veneti questo dato? Noi abbiamo un'isola felice rispetto al resto d'Italia, dall'elenco degli scienziati che hanno firmato non vedo scienziati veneti. Non lo so, guarda, non te lo so dire, cioè, gli scienziati per noi sono dei punti di riferimento. Dopo sbagliano anche loro, cioè non te lo so dire. No. Però c'è sentore a livello di governo di un nuovo provvedimento, lo diceva anche lei. Scusate, allora, io non sono uno scienziato, non sono un esperto, però se dovessi parlare a prescindere e uno mi dicesse ma la soluzione estrema per risolvere questo problema, li chiudiamo tutti in casa. Non serve essere scienziati per produrre questa soluzione, però non mi sembra che sia la soluzione. Cioè dobbiamo chiuderci tutti in casa. Quindi io non contesto quello che dicono, che avrà una base scientifica, eccetera, però insomma, per essere sicuri di non essere malati bisogna farsi un attack total body ogni 6 mesi, ma però se vuoi essere ancora più sicuro fatela tutti i giorni, magari ogni ora, così sei certamente sicuro che non ti ammalerai, e se ti ammali ti becchiamo subito all'inizio della tua malattia. Per trovare il cancro al colon dei cittadini bisogna fare la colonoscopia a tutti gli abitanti, no? Forse vale la pena fare la ricerca del sangue occulto, forse vale la pena di fare... Cioè, capite? Cioè, in senso assoluto gli scienziati esprimono, diciamo, una visione. Però sapete, poi io ho visto anche un'altra roba, che noi abbiamo la responsabilità della cura dei cittadini. Siamo preoccupati di questo. E dobbiamo stare attenti anche a quello che diciamo, perché poi noi siamo gli unici ai quali chiunque, il cittadino, per passare alla comunità scientifica e arrivare alle procure, siamo gli unici che abbiamo il dovere di rispondere in base a quello che diciamo. Immagino che tutti quelli che firmano questi documenti
non hanno poi una responsabilità giuridica rispetto a quello che poi è l'azione di tutti i giorni. Grazie. Letta in soldoni, se domani mattina probabilmente hanno ragione sul fatto che il virus se ne va, loro non è che devono rispondere per aver detto che bisogna fare il lockdown. Se l'avessi detto io sì, però, perché qualcuno mi dice procurato allarme, su e giù, e qua e là, hai la sanità, non hai guardato i dati epidemiologici, non hai verificato le terapie intensive, non hai visto il piano di sanità pubblica, non hai sentito il comitato tecnico scientifico regionale, non hai incontrato e visto le relazioni del Dipartimento Prevenzione. Avete capito qual è la differenza? Grazie. Però non mi permetto di contestare le scelte degli scienziati. Dovranno convincere il Ministro a questo punto. Ci sono altre due prenotazioni. Prego, collega. Ciao. La prima abbastanza tecnica, dal momento in cui i medici di base danno la loro disponibilità, quanto tempo passa per ricevere i test rapidi? Tempo rapido, cioè. Questo perché ce lo stanno chiedendo anche. Guarda, se i medici, ma guardate, i medici stanno facendo un bel lavoro, se decidessero di darci una mano, il pomeriggio hanno tutti i tamponi in casa, ma parola d'onore, cioè, ma non abbiamo... Ce li abbiamo già nei magazzini, nei distretti, giustamente nelle ULS, cioè non è che dobbiamo andare a comprarli. Vi ricordo che il Veneto ha fatto la gara per il Lazio, la Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, l'Emilia Romagna, la Liguria e il Piemonte per i tamponi. Addirittura abbiamo prestato 50.000 tamponi al Piemonte che ci restituisce adesso a novembre, rapidi, proprio nell'ottica della leale collaborazione, dei rapporti che si hanno tra governatori. Cioè siamo anche un riferimento tra tutto. Abbiamo fatto una mega gara, adesso arriveranno anche i tamponi rapidi comprati dal governo per il tramite del commissario Arcuri, verranno distribuiti anche quelli. Se non c'è un problema è quello di mandare i tamponi rapidi ai medici, basta che decidano. Seconda domanda. Contattino la dottoressa Ghiotto se vogliono, che è la responsabile delle medicine del territorio, cure primarie. O le cure primarie di ogni distretto, o il direttore generale, insomma, abbiamo fatto una conferenza anche stamattina, lo sanno tutti. Tornano le autocertificazioni in diverse regioni, quanto tempo passerà secondo lei perché arrivino anche in Veneto? Ma in che senso le autocertificazioni? Le autocertificazioni. C'è già il modello, esatto. Spostarsi di notte in Lombardia. Pensavo a un fatto di salute pubblica. No. Qua è libero, cioè, noi non abbiamo fatto nessuna ordinanza. Quindi per il momento lei... No, guardi, nel momento in cui si decide... Allora, io penso una cosa, che il virus non conosce confini, quindi l'abbiamo già capito da tanti aspetti, per cui io ho contestato ad esempio l'aspetto che la Svizzera si è scelta 4 regioni per dire che sono regioni da quarantena, 4 regioni italiane. Il governo italiano non ha neanche battuto ciglio, cioè io avrei detto almeno scegliete tutta l'Italia, non ho capito perché 4 regioni, così, random. C'è la Germania che ci ha messo in quarantena, questa è la triste notizia, ci ha messo in quarantena anche lì, sulla base di cosa? Non esiste uno Schengen sanitario in questa Europa, l'Europa ancora perde l'occasione per portare avanti un minimo di regia. Quello che dovrebbe essere un coordinamento dell'OMS, io dico che lo vado a invocare perché è vero che ogni Stato risponde per il proprio sistema sanitario, per la salute dei propri cittadini, ci mancherebbe. Rispettiamo ossequiosamente le scelte della Germania piuttosto che gli altri paesi, ci mancherebbe. Però è altrettanto vero che se si riparte così torniamo alla Babele che abbiamo già visto nella scorsa invernata, no? Che uno deve girare con la cartina geografica in mano e capire da dove si trova e cosa succede, cioè non funziona così. Quindi diciamo che anche quello che lei ha detto prima, ovvero aspetto il nuovo DPCM per l'ordinanza proprio per non creare confusione, diciamo. Ma no, ma guarda, perché stiamo seguendo la situazione, poi io chiudo i confini, do le deroghe a tutti coloro che devono lavorare, far altro. Abbiamo delle regioni che sono come degli alveari, no? C'è le api che arrivano e le api che vanno via. Cioè, quanti trasportatori di virus ci sono? Tanti, che noi non sappiamo che esistono, asintomatici, che possono con l'autocertificazione spostarsi. Cioè, non lo so, non ve lo so dire, però comunque in Veneto questo non accade. Al momento non accade. Grazie.
Prego. Un'ultima prenotazione, prego. Presidente, a fronte dei numeri che vediamo del tutto buoni nelle scuole, da noi rimaniamo ancora a bocce ferme, si possono assicurare le famiglie, i ragazzi delle superiori continuano con il sistema messo in campo finora? Noi stiamo vigilando e controllando. Guardate che il tema delle scuole comunque non è che viene preso in mano solo nel momento in cui aumentano i contagi nelle scuole. Il tema delle scuole può essere anche visto come una messa in sicurezza di una popolazione scolastica, che è una parte, diciamo, lasciatemelo dire, che è quella nobile, no, della nostra comunità, i ragazzi che sono, diciamo, confinati in aule, che hanno le difficoltà in un contesto epidemiologico dei ricambi d'aria, dell'assembramento magari nell'androne della scuola il giorno che piove, nel mezzo di trasporto o quant'altro. Cioè, prescinde dal fatto che oggi sono 0,13%. Cioè, perché se dobbiamo guardare quei dati, allora il mondo intero avrebbe dovuto lasciarli tutti a scuola, no? Invece, vedete, la Lombardia ha fatto una scelta, altri colleghi ne hanno fatte altre, per cui noi siamo pronti a valutare tutto e in questo momento vi ho dato i dati, punto. Ma a prescindere da questi dati, è anche un fatto preventivo se vuoi, no? Perché se dobbiamo arrivare a 3, 4, 5% di contagiati vuol dire che diventa lazzaretto. Dobbiamo aspettare un aumento della didattica a distanza? Ma guarda, questa è prevista dalle linee guida regionali. Al momento noi non ne parliamo, però è prevista la didattica mista in particolar modo, no? Tanto è vero che il DPCM introduce anche il principio degli orari sfalsati, ma in un contesto territoriale come quello del Veneto vuol dire complicare la vita alle famiglie, ai lavoratori, agli studenti. Guardate, non è un mistero che io abbia proposto per primo in Italia il ragionamento che un po' possono stare in classe a turno, un po' stanno a casa, se sono in grado, se hanno un'età per cui non c'è necessità di avere una vigilanza, però in questo momento è puro dibattito e basta. Prego? Bene. Se possono, un chiarimento su un punto iniziale, quello dei presidi per il tampone rapido nelle sì. Ecco. Ho detto che l'accesso rapido, l'H24 che stiamo aprendo un po' in tutte le province, almeno uno, non è l'occasione per dire passo davanti, non c'è nessuno, vado dentro, fate un tampone. Il tampone lo si fa se si è caso sospetto, certificato, se si è caso contatto o contatto stretto, quindi prescrizione del medico, ma non alla bisogno. Questa rete, diciamo, sarà completata? Ma è già di fatto operativa. Vi porteremo nelle prossime ore magari un quadro sinottico, così potete avere anche contezza di quanti punti ci sono con gli indirizzi e con tutto, provincia per provincia. Vi lascio prego. Ce n'è più di uno per provincia? Beh, ormai penso c'è. E di accesso rapido ce ne sono, però insomma vi portiamo la tabella e vedete. Ma del resto per fare tanti tamponi come li facciamo noi bisogna che ci siano tanti punti. Grazie, lascio la parola all'assessore Lazzari. Grazie, buon lavoro, buongiorno. Domani c'è. Sì, vediamo. Non vi si spiace. Allora, per chiarire il discorso visite, aperture ospedali, no? Ne abbiamo parlato stamattina in conferenza con i direttori generali. Tra il pomeriggio di oggi e domani mattina faremo un incontro con i direttori sanitari di tutte le USL, le aziende sanitarie, per procedere con uniformità. Oggi c'è l'USL Berica che ha quindi preso un provvedimento di chiusura agli accessi e alle visite, salvaguardando la parte oncologica e pediatria. Questo perché hanno ritenuto, insomma, la direzione interna medica ha ritenuto, in base a oggi il peso che anche la parte sanitaria all'interno ha, insomma, di attuare queste misure. Ci sono altre aziende, non so, l'azienda ospedaliera di Padova, che invece già da un bel po' di tempo
utilizza una metodologia in cui prevede per appuntamento un solo visitatore al reparto, quindi nel reparto a turno c'è un visitatore solo unico. Allora faremo un confronto un po' tra tutte queste tipologie, tutte queste insomma, iniziative che ci sono in modo da uniformare in tutto il Veneto. La volontà è quella di evitare il più possibile la chiusura dell'accesso ai familiari, ma di avere quell'attenzione e quel monitoraggio dovuto. In marzo e aprile, se vi ricordate, a un certo punto abbiamo chiuso, è vero, le visite ai visitatori, ma era anche il momento in cui erano state anche chiuse alcune attività all'interno degli ospedali e quindi era stata chiusa attività di elezione, si facevano solo emergenze e urgenze. Non siamo in questa fase, in questo momento, in base ai nostri programmi e ai nostri piani, quindi faremo questo confronto con i direttori sanitari per trovare un'uniformità sicuramente, evitando che ci sia una chiusura insomma, di questo tipo in questo momento. I direttori sanitari possono decidere autonomamente rispetto alle indicazioni che fornisce la regione? Ma oggi ogni azienda sanitaria ha sicuramente autonomia con la direzione medica e la direzione sanitaria all'interno del proprio ospedale, dei propri ospedali. Questo è pacifico in base alle condizioni. Siccome anche l'altra volta abbiamo comunque cercato, e vorremmo farlo anche questa volta, di uniformare in modo che ci sia comunque una metodologia uguale per tutti o comunque che sia salvaguardata se poi ci sono delle situazioni sicuramente più importanti, più gravi, allora in quel caso ci possono essere presi anche dei provvedimenti diversi, però la volontà, come già avvenuto in marzo-aprile, è quella di trovare una procedura che sia uniforme in tutto il territorio veneto e in tutti gli ospedali. Rispetto all'esistente, io torno su questo punto perché non mi è chiaro per mia ignoranza, rispetto all'esistente, la rete dei punti di accesso rapido per i tamponi sarà integrata, aumenterà? Cosa succederà? Allora, oggi noi abbiamo, ogni azienda sanitaria ha dei punti di accesso rapido, che sono appunto dei punti che si sono costituiti, se vi ricordate, da quando c'è stato il discorso dei turisti. Abbiamo iniziato con le ordinanze che prevedevano il tampone per i turisti che rientravano da Croazia, Grecia, Spagna, eccetera, Malta, e quindi abbiamo iniziato con dei punti di accesso rapido che possono essere oggi dislocati o all'interno di alcuni ospedali o anche in distretti, insomma, quindi possono essere anche in altre situazioni. Accanto a questi abbiamo comunque previsto anche un punto, almeno uno punto di H24, quindi aperto H24 nelle continuità assistenziali, e quelle sono le 105 che dicevo prima che ci sono in tutto il Veneto, che sono quindi previste sempre comunque che ci sono appunto in continuità assistenziale. Abbiamo previsto quindi almeno un punto che sia aperto H24, ci sono alcune aziende che ne hanno anche più di uno aperto H24, però non ho i numeri aggiornati. Per continuità assistenziale intendiamo guardie mediche. Come? Dove ci sono le guardie mediche? Sì. Io avrei una domanda per l'assessore votazione. Prego. No, non so la risposta. Ecco, lo immaginavo, no? Silenzio preventivo, no? Siccome, certo, parliamo tanto per cambiare dell'algoritmo, no? E allora, citando il Presidente Zaia che ha accennato a fine novembre, possiamo specificare un po' anche dal punto di vista... faccio questa domanda perché suscita molto interesse e come è evidente, molta attenzione e molta aspettativa da parte dei cittadini, insomma. Questo fine novembre, come dobbiamo intenderlo? Come il possibile punto d'arrivo della curva ascendente in atto? Ho capito bene? No, lui ha detto che ad oggi, se il trend attuale delle terapie intensive continuasse così, potrebbe accadere che a fine novembre si passasse dalla fase 2, in cui siamo adesso, alla fase 3. I famosi 151 posti in terapia intensiva occupati.
però ha messo tutta una serie di sé. Va inteso in questo modo, insomma, cioè se la dinamica, se la tendenza non cambia, se la piattezza della curva resta quella attuale. Sì. Lei soffre a pronunciare qualche parola. Sì. È così, cioè, l'ha detto prima, l'ho ripetuto, se vuoi lo ripeto ancora. Va bene, grazie. Se non ci sono altre domande, grazie a tutti e a domani.